Assessore Marco Pullo, oggi una conferenza stampa per annunciare le iniziative che il Comune vuole portare avanti sulla democrazia partecipata e recuperare un gap anche di anni precedenti che i soldi non sono stati spesi. Ecco, cosa deve fare un cittadino e quali sono le finalità di questa vostra iniziativa? Assolutamente sì, recuperiamo una mancanza, una lacuna che il Comune di Agrigento aveva e ha vissuto in questi anni, cioè la non possibilità di spendere le somme della democrazia partecipata che tramite una legge regionale sono disponibili per tutti i comuni, e anche Agrigento era tra queste. Abbiamo superato gli ostacoli normativi, abbiamo a dicembre il Consiglio Comunale, e di questo ne approfitto in questa occasione per ringraziare il Consiglio Comunale per il lavoro che ha fatto, ha approvato il nuovo regolamento. Grazie al progetto Spendiamolo insieme ai comuni di Porto Empedocle e Realmonte abbiamo realizzato questo cammino, questa rete, per far sì di arrivare all'avvio di questi processi. Il Comune di Agrigento era indietro, recuperiamo grazie alle delibere di giunta che abbiamo fatto per quanto riguarda l'impegno delle somme destinate per il 2023 e il 2024. Oggi la conferenza stampa dove presenteremo in linea generale come avverranno le fasi di presentazione dei progetti e le fasi di presentazione della votazione. Avverrà tutto in modalità digitale grazie allo strumento dell'app cittadina che collegherà direttamente al sito per quanto riguarda sia la presentazione dei progetti in una prima fase e per la votazione nella seconda fase, e speriamo che questi processi di democrazia abbiano un buon risultato. La novità qual è? La novità è l'opportunità che abbiamo dato grazie al regolamento approvato a dicembre di guardare agli amici migranti presenti in città, perché daremo anche a loro l'opportunità del coinvolgimento, di poter presentare i progetti, di poter anche partecipare alla votazione, e quindi superiamo uno step che è anche quello dell'inclusione, che è anche quello di mettere insieme in rete, non escludendo nessuno. Dottor Enzalaco del Comune di Agrigento, oggi questa conferenza stampa sulla democrazia partecipata si recupera degli anni in cui non avete speso i soldi. Sostanzialmente, brevemente, di cosa si tratta? Si tratta di una forma di partecipazione da parte dei cittadini e dei progetti che saranno elaborati dalla stessa cittadinanza. La partecipazione è libera, la partecipazione è libertà, come diceva Giorgio Gaber in una famosa canzone del passato, quindi sarà possibile ai cittadini presentare dei progetti e poi liberamente e democraticamente saranno votati, e quello che sarà preferito sarà quello poi che sarà realizzato. Ecco, chi è che sceglie? C'è una commissione, su questo poi valuteremo, c'è il regolamento che è stato approvato.